Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nel credo troviamo l'affermazione che Gesù è salito al cielo, siede alla destra del Padre. La vita terrena di Gesù culmina con l'evento dell'ascensione, quando cioè egli passa di questo mondo al Padre ed è innalzato alla sua destra. Qual è il significato di questo avvenimento? Quali ne sono le conseguenze per la nostra vita? Che cosa significa contemplare Gesù seduto alla destra del Padre? Su questo lasciamoci guidare dall'Evangelista Luca. Partiamo dal momento in cui Gesù decide di intraprendere il suo ultimo pellegrinaggio a Gerusalemme. San Luca annota: mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, egli prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme. Mentre ascende alla città santa, dove si compierà il suo esodo da questa vita, Gesù vede già la meta, il cielo, ma sa bene che la via che lo riporta alla gloria del Padre passa attraverso la croce, attraverso l'obbedienza al disegno divino di amore per l'umanità. Il Catechismo della Chiesa Cattolica afferma che l'elevazione sulla croce significa e annunzia l'elevazione dell'ascensione al cielo. Anche noi dobbiamo avere chiaro nella nostra vita cristiana che l'entrare nella gloria di Dio esige la fedeltà quotidiana alla sua volontà, anche quando richiede sacrificio, richiede alle volte cambiare i nostri programmi. L'ascensione di Gesù avvenne concretamente sul Monte degli Ulivi, vicino al luogo dove si era ritirato in preghiera prima della Passione per rimanere in profonda unione con il Padre. Ancora una volta vediamo che la preghiera ci dona la grazia di vivere fedeli al progetto di Dio. Alla fine del suo Vangelo, San Luca narra l'evento dell'ascensione in modo molto sintetico. Gesù condusse i discepoli fuori verso Betania e alzate le mani li benedisse. Mentre li benediceva si staccò da loro e veniva portato su in cielo. Ed essi si postrarono davanti a lui, poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel Tempio lodando a Dio. Così dice San Luca. Vorrei notare due elementi del racconto. Anzitutto, durante l'ascensione Gesù compie il gesto sacerdotale della benedizione e sicuramente i discepoli esprimono la loro fede con la prostrazione, si inginocchiano chinando il capo. Questo è un primo punto importante. Gesù è l'unico ed eterno sacerdote che con la sua passione ha attraversato la morte e il sepolcro ed è risorto e asceso al cielo. È presso Dio Padre, dove intercede per sempre a nostro favore. Come afferma San Giovanni nella sua prima lettera, egli è il nostro avvocato. Ma che bello è sentire questo, no? Quando uno è chiamato dal giudice o viene in causa, il primo che fa è cercare un avvocato perché lo difenda. Noi ne abbiamo uno che ci difende sempre, ci difende
delle insidie del diavolo, si difende da noi stessi, dai nostri peccati. Ma, carissimi fratelli e sorelle, abbiamo questo avvocato, non abbiamo paura di andare da lui a chiedere perdono, a chiedere benedizione, a chiedere misericordia. Lui ci perdona sempre, è il nostro avvocato, ci difende sempre, non dimenticate questo. L'ascensione di Gesù al cielo ci fa conoscere allora questa realtà così consolante per il nostro cammino. In Cristo, vero Dio e vero uomo, la nostra umanità è stata portata presso Dio. Lui ci ha aperto il passaggio. Lui è come un capocordata quando si scala una montagna, che è giunto alla cima e ci attira a sé conducendoci a Dio. Se affidiamo a Lui la nostra vita, se ci lasciamo guidare da Lui, siamo certi di essere in mano sicure, in mano del nostro Salvatore, del nostro Avvocato. Un secondo elemento, San Luca riferisce che gli Apostoli, dopo aver visto Gesù salire al cielo, tornarono a Gerusalemme con grande gioia. Questo ci sembra un po' strano. In genere, quando siamo separati dai nostri familiari, dai nostri amici per una partenza definitiva, e soprattutto a causa della morte, c'è in noi una naturale tristezza, perché non vedremo più il loro volto, non ascolteremo più la loro voce, non potremo più godere del loro affetto, della loro presenza. Invece l'Evangelista sottolinea la profonda gioia degli Apostoli. Ma come mai? Proprio perché con lo sguardo della fede essi comprendono che, sebbene sottratto ai loro occhi, Gesù resta per sempre con loro, non li abbandona e nella gloria del Padre li sostiene, li guida e intercede per loro. San Luca narra il fatto dell'ascensione anche all'inizio degli Atti degli Apostoli, per sottolineare che questo evento è come l'anello che aggancia e collega la vita terrena di Gesù a quella della Chiesa. Qui San Luca accenna anche alla nube che sottrae Gesù dalla vista dei discepoli, i quali rimangono a contemplare il Cristo che ascende verso Dio. Intervengono allora due uomini in vesti bianche che li invitano a non restare immobili, a guardare il cielo, ma a nutrire la loro vita e la loro testimonianza della certezza che Gesù tornerà nello stesso modo con cui lo hanno visto salire al cielo. È proprio l'invito a partire dalla contemplazione della signoria di Cristo per avere da Lui la forza di portare e testimoniare il Vangelo nella vita di ogni giorno. Contemplare e agire, ora et labora, insegna San Benedetto, sono entrambi necessari nella nostra vita di cristiani. Cari fratelli e sorelle, l'ascensione non indica l'assenza di Gesù, ma ci dice che Egli è vivo in mezzo a noi in modo nuovo. Non è più in un preciso posto nel mondo come lo era prima dell'ascensione. Ora è nella signoria di Dio, presente in ogni spazio e tempo, vicino a ognuno di noi. Nella nostra vita non siamo mai soli,
Abbiamo questo avvocato che ci spera, ci attende, che ci difende. Non siamo mai soli. Il Signore crocifisso e risorto ci guida. Con noi ci sono tanti fratelli e sorelle che nel silenzio e nel nascondimento, nella loro vita di famiglia e di lavoro, nei loro problemi e difficoltà, nelle loro gioie e speranze, vivono quotidianamente la fede e portano insieme a noi al mondo la signoria dell'amore di Dio in Cristo Gesù, risorto, asceso al cielo, avvocato per noi. Grazie.